Questa è la canzone che apre il disco, una canzone che meglio di così secondo me il disco non poteva aprirlo, o mi sbaglio? Sì, 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 decisamente. In questa versione acustica ancora meglio perché io ho sentito questo, adesso ve lo dico, live. Piangono anche i produttori che non Esatto, mai piangono sentito. Prima volta anche i che lo produttori. sento. C'è un'atmosfera qui questa Emozionato anche a sera. me. I produttori piangono, cioè proprio sono stati fermissimi. Alberto e Maurizio sono stati proprio quasi immobili. E posso dire una cosa, Alessandro, in questo pezzo più degli altri ti ha proprio trascinato lei. Assolutamente sì. ti ha proprio trascinato. Sì, è colto, è colto. È proprio trascinato in modo incredibile. Questo qua è un brano dove la dinamica durante il pezzo assume una grande importanza. È vero, è vero. Lei evidentemente in questo brano qua si riconosce talmente bene che riesce veramente a giocare con questa dinamica e risulta veramente una cosa naturale. Esatto, sì, Però non fa nessuno sforzo, non Cecilia, fa assolutamente. nessuno sforzo. Lo vedete, si sente, si percepisce anche attraverso l'etere. Certo, assolutamente. Certo. Ricordiamo, Video Kill the Radio Star, la radio non è stata uccisa dal video, quindi non ci sono i video, No. c'è solo la voce di Sicilia. E nell'etere, giustamente come Alessandro dice, Sì. si percepisce molto, fortissimo, Certo, perché è certo. così, c'è poco da fare, è così. Un bel respiro profondo. Sì, sì. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti più o meno, insomma qualche minuto in più. Vuoi che facciamo ascoltare una canzone dal disco e poi torniamo in studio per le ultime cosine e così ti riposi un attimino, oppure vuoi suonare dal vivo? Come vuoi tu? Non lo so. Andiamo avanti all'infinito. Ti trovi bene, vero? Sì. Facciamo un pezzo Suoniamo Sleep Forever. Ah. Visto che stiamo chiudendo e poi tutti vanno a dormire. Dal vivo dici? dal vivo, Sì, dal No, vivo. no, la facciamo dopo. quella facciamo dal dopo. Ah, ok. va Facciamo un bene. pezzo da disco, dai. Allora un pezzo dal disco Facciamo che è la traccia numero 3. For Who Lives Not. Posso presentarla? Ho già Certamente. conosciuta. Vai pure. Vai pure. Ok, in italiano è Per chi non vive. L'ho scritta per tutti gli animali da macello, perché sono vegetariana e sono strasensibile. Ho voluto scrivere questo pezzo per loro perché non hanno vita praticamente. Mi viene da piangere soltanto a fare la presentazione, per cui manda pure il disco. Ok. Eccoci qua, un altro saluto per te Cecilia da parte di Roberta dalla provincia di Venezia, anzi lei vede il mare, quindi è vicino al mare, te che parlavi del mare Sì. prima quando sei arrivata, quindi lei abitando nella zona di Venezia c'è il mare vicino insomma. Grazie. Ciao Roberta, Ciao. un abbraccio, un bacio. Allora parliamo di questo pezzo, questo ho davanti Maurizio di fianco e adesso parlo proprio con lui perché visto che l'arrangiamento l'ha fatto lui, un arrangiamento molto interessante, quasi sinfonico alla fine, si sente il pathos, la drammaticità del pezzo, chiaramente il testo è drammatico. Vai Maurizio, perché questo arrangiamento così importante, così propulsivo, così forte? Perché non so, ci è venuto di dare questa cioè il rock, no? Il rock sinfonico. Rock sinfonico, un po' Che fa sempre anche, piacere alle anche, corde. diciamolo, anche stile Evanescence, perché ha questa Esatto, esattamente, cioè, sì, loro. era il modo più bello per marcare questa agonia, far sentire alla gente questo problema, perché Certo. comunque ad esempio il giro di archi, no? Che c'è quello lì è un'idea della Cecilia, cioè, lei è arrivata col pianoforte, il piano qua deve fare tiri, ma sostituiamoli con gli archi. Allora abbiamo provato a fare prima a casa mia l'arrangiamento con gli archi finti, giustamente, poi ho detto qua però ci vogliono delle chitarre e la batteria vera, perché sennò il pezzo non regge. Allora siamo andati in studio e abbiamo chiamato Fabio Tensi, il batterista, che ha fatto perfettamente quello che sentivo che doveva essere fatto, bravissimo, e chitarre di Garbugio, bravissimo anche lui, chitarrista che ha fatto quello che volevamo anche lui, e poi gli archi, abbiamo messo gli archi veri sempre nello studio di Goratti,
ed è uscito questo. È un pezzo che trascina, cioè un pezzo in cui la voce di Cecilia si inserisce perfettamente, ma è un pezzo drammatico, sinfonico, molto mosso, molto pomposo, ma non un pomposo che stanca, un pomposo che attira, che avvince, secondo me. Sì, beh. Oltretutto in sottofondo sento anche un pezzo che passa dalla drammaticità dell'argomento sugli animali alla gioia del gatto, sì. del cat song. Il cat song, sì. La sto tenendo in sottofondo È perché... molto bello, alzalo un pelino che questa è Va simpatica. bene. Questo giochetto l'hai fatto te, vero? Ma l'idea di mettere il clavicembalo è venuta fuori da Cecilia. Suona il clavicembalo vero, sempre suonato da Stefano Ligorati. Esattamente. Ritmica un po' regheggiante, elettronico, ragamaffi, vecchia maniera, anni 90, bassone gonfio. E ricordiamo i musicisti che hanno fatto parte del disco, a proposito. Io ho quelli che ho scritto Oboe e Federico Cicoria, bravissimo, straordinario. Sì. Acoustic Drums, che è Fabio Tensi, che abbiamo prima sentito, che era proprio da un certo... Poi Stefano Ligoratti, che suona il piano acustico, bellissimo, bravissimo. Poi il violino c'è Eleonora Matsuno, di origine italiana questa ragazza qua, giapponese forse giapponese, ok. Forse. Alla viola Claudio Brancaccio, bravissima anche lei. Al cello c'è Valentina Giacosa, e poi dal flauto ci sei te, poi che resta? Stefano, l'hai detto? Sì, Stefano Ligorati, Sì, l'abbiamo detto. Parte elettronica. Parte elettronica. Chi è uno? Come si chiama? Mr. Brother. C'è anche lui, sì. C'è anche lui. Vabbè, la parte elettronica, l'hai la fatta parte te. elettronica fatta io. E poi io ho suonato in Strong il pianoforte. Tu hai suonato vero, il pianoforte. E all'Albert cosa ci ha messo praticamente? La produzione artistica? No, lui è suonato, ha avuto l'idea di un pezzo che si chiama Becoming Real. Questo è il piano più trance, diciamo, dell'album, e il pezzo strumentale in mezzo è di Albert. Sì. Poi ho fatto tutto un lavoro oscuro in studio che non si capisce, ma c'è, che non è scritto. E quanto c'è l'idea che è partita nel 2009, poi si è sviluppata fino ad arrivare al 2011-2012? L'etichetta, cioè nel senso, l'idea di costituire questa etichetta è partita nel 2009, nel mentre ho cominciato a produrre me stesso. E poi l'album di Cecilia è stato, come ripeto, un puzzle, perché abbiamo avuto solo nel 2010 che ci eravamo concentrati a dire ok, produciamo l'album, e quindi effettivo è partito a maggio del 2010, l'abbiamo concluso a gennaio del 2011. E questo pezzo somiglia a certe cose di Ennio Di Franco. Non la conosci Ennio Di Franco? Va bene, non importa. È una musicista un po' strana. Abbiamo dimenticato un personaggio però. È vero! Dimmi. In questo pezzo qua c'è la mia gatta. Ah, la tua gatta. Bigia. Live anche lei. Sì, l'abbiamo registrato. Ah, perfetto. C'è stata una giornata dedicata col microfono alla gatta. E per quello ricordo Ennio Di Franco ha questa particolarità. Qualche volta usa cosiddetti strumenti non tradizionali e gioca anche su queste cose. Per quello mi viene in mente Ennio Di Franco, è una musicista che ha un'etichetta sua personale, tra parentesi, e produce un sacco di cose, ha fatto un sacco di dischi di musica americana. Lei assolutamente fatto da lei. Alessandro, la conosci te, Ennio Di Franco? Ecco, la conosci, vedi, Alessandro la conosce. Conosce tutti. La conoscerò anche io adesso, perché mi sono incuriosita. Hai fatto tanti dischi, ma molto interessanti, Ennio Di Franco. Comunque in questo brano c'è il clavicembalo, e appunto è stata la mia scelta perché volevo appunto unire un po' tutti i mondi quello musicali. Antico, quello. Sì, quindi c'è il flauto dolce e anche il clavicembalo, volevo provare a inserirlo in una canzone. Ho detto chissà come viene. Il clavicembalo è uno strumento magico, l'hanno Sì. usato i Beatles, l'hanno usato un sacco di gente, tanti gruppi prog hanno usato il clavicembalo. È arrivato Marco. È arrivato Marco, benissimo, ok. Ci siamo quasi allora. No, rifacciamo tutto da capo. Rewind. Ascolta, io direi, Cecilia, se tu sei d'accordo, ci fai ascoltare un'altra canzone dal vivo, torniamo in studio, ci salutiamo, gli ricordiamo i tuoi dati, eccetera eccetera, i contatti e via discorrendo, e poi ci saluti ancora con le Strong. Ce la rifai per tutti noi. Ok, va bene. Ti va bene? Sì. Sì o no? Va bene. Allora, visto che Marco ci lascia qualche minuto in più, ti porto i saluti, anzi, da una cantante. Ma prima ci fai ascoltare una canzone. Cosa ci fai ascoltare adesso? Sleep Forever. Che Molto triste. Come mai? Perché la canzone più triste dell'album è questa, volevo scriverla. Vabbè, è molto melanconico, però questa è proprio la canzone più triste.
sia a del livello disco. di lirica che di melodia, volevo proprio renderla la più malinconica personale. Ok, l'ascoltiamo.